Consolati e sconsolati. Tornano le reliquie di San Vittore. Così Nevegal diventerà Nevecol. Tancredi a Feltre. 150° dell'Unità d'Italia. Concluso lo stage alberghiero. La festa dei popoli a Belluno. Il costo dei cervelli in fuga. Dopo gli studi, New York, l'avventura di una giovane bellunese. Giovani in missione. È nata la 19ª famiglia di ex emigranti di Belluno città. Un saluto a tutti i telespettatori di Telebelluno e di YouTube e benvenuti all'edizione di maggio del TG Bellunesi nel mondo. Iniziamo con la prima notizia. Da ogni parte del mondo continuano ad arrivare dalle comunità italiane lamentele ed appelli per i pesanti tagli delle risorse destinate al Ministero degli Affari Esteri e alla riorganizzazione della rete consolare. Tagli che stanno creando disagi e sofferenze. A questi tagli si aggiungono gli aumenti delle tariffe postali e le riduzioni nei bilanci delle regioni, delle province e dei comuni, che rischiano di compromettere la sopravvivenza di molte valide attività e della stessa nostra associazione. Si sta celebrando l'Unità d'Italia, tanto sentita all'estero, ma si rischia di far morire tante realtà preziose sul piano culturale, economico, sociale ed umano. C'è purtroppo la grave crisi mondiale, a cui ora si aggiungono altri dolorosi avvenimenti come i terremoti, la contaminazione atomica, i devastanti tsunami nel mare e dei profughi in fuga dal sud del Mediterraneo. Si è tentati dallo scoraggiamento, ma invece è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare per la rinascita. Dopo il Vajont, agli amici bellunesi della Svizzera si esprimevano la speranza che dal sangue della diga sorgesse una nuova vita. In realtà dal Vajont è iniziata l'industrializzazione e la rinascita del bellunese. Anche dal terremoto del Friuli, in breve tempo, è arrivata la rinascita. Il futuro dipende da noi. Dobbiamo utilizzare la crisi per spendere meglio il denaro, evitando costi non produttivi e cercando di porre fine a quelle tristi realtà che in alcune zone d'Italia ne offuscano l'immagine nel mondo. Potremmo allora godere di un futuro sereno, in cui il servizio consolare italiano non soffra nel confronto con quelli di altri paesi ed in cui trovino nuovo vigore tante attività che lavorano per conservare il prezioso patrimonio delle radici italiane. A distanza di 656 anni torna a Feltre il capo di San Vittore, patrono della città. Vittore era un soldato romano che nel 161 d.C. fu martirizzato assieme a Corona, sua testimone, mentre professava la fede cristiana in Siria. I loro corpi furono dapprima portati a Venezia ed infine, intorno al IX secolo, traslati nel santuario che domina Feltre. Era il 1355, quando l'imperatore Carlo V di Boemia ebbe in dono dai feltrini la reliquia del cranio di Vittore. Oggi, grazie agli ottimi rapporti instaurati tra la diocesi di Belluno-Feltre, varie associazioni feltrine e la Chiesa metropolitana di Praga hanno permesso il ritorno di questa reliquia. Nel contempo, per celebrare la permanenza a Feltre per un intero anno solare del capo del santo patrono, la Santa Sede ha approvato lo status di anno giubilare, concedendo l'indulgenza plenaria ai fedeli che si recheranno in visita e renderanno omaggio dal 14 maggio 2011 al 14 maggio 2012 alle spoglie del santo. Il comune di Belluno continua a lavorare con ambiziosi progetti per rilanciare quello che è da sempre la più bella terrazza che si affaccia da Belluno e su Belluno. Il progetto strategico coordinato da Gérard Louillet, importantissimo manager turistico, prevede, oltre alla prossima creazione dell'École Accademia dell'Ospitalità, specializzata nell'alta formazione, la creazione di un centro di formazione continua, fulcro di quella che grazie a questo progetto diverrà una modernissima cittadella del sapere. Il Comune, con la creazione di un piano urbanistico attuativo, darà massima importanza a questi progetti e, con intento di una politica ecosostenibile, pianificherà, limitando l'espansione allo stretto necessario nella massima salvaguardia territoriale. È stata inaugurata venerdì 8 aprile e rimarrà aperta sino al 28 di agosto la mostra che la città di Feltre ha dedicato ad uno dei suoi più illustri cittadini, il pittore Tancredi Parmigiani. Nato appunto a Feltre e morto suicida a Roma all'età di soli 37 anni, Tancredi è conosciuto a livello mondiale per le sue opere. Alcuni dei più famosi critici d'arte lo amano definire come il più eccentrico e straordinario pittore italiano degli anni 50 e 60.
La mostra, che raccoglie 150 delle sue opere, cerca di raccontare nel modo più intenso possibile la sua vita artistica, in particolare attenzione ai periodi vissuti tra Venezia, Milano, Parigi, Oslo e New York, ma soprattutto al periodo dei suoi esordi, nel quale Peggy Guggenheim credette in lui e lo chiamò a lavorare nel suo atelier. Come tutti ben sappiamo, quest'anno l'Italia festeggia il 150° anniversario della sua unità. In tutti i comuni è un fiorire di iniziative per celebrare questo importante momento. Cosa che forse ci è meno nota riguarda quello che accade fuori dai nostri confini, dove i nostri migranti, sparsi per tutto il mondo con uno spirito sempre vivo, celebrano nelle loro realtà questa ricorrenza. Da Buenos Aires, passando per Cordoba e poi ancora a Malaga ed a Sydney, sono stati organizzati eventi, cene e concerti che hanno riscosso grande partecipazione tra i nostri emigrati nel ricordo della nostra storia. Si è concluso lo stage alberghiero e della ristorazione che ha avuto inizio a febbraio e che ha coinvolto un gruppo di 10 giovani brasiliani di età compresa tra i 20 e i 39 anni. Per questi giovani discendenti di emigranti veneti si è trattata della prima volta nella nostra nazione, tutti estremamente entusiasti di conoscere la terra da cui oltre un secolo fa partirono i loro avi. Nella prima parte del loro soggiorno il gruppo è rimasto stabile a Feltre, seguendo i corsi presso le strutture dell'ENAIP, con una didattica molto intensa comprendente sia lezioni d'aula che esercitazioni pratiche e visite guidate a scopo didattico. Finite le lezioni, sono stati inviati per un mese in differenti strutture alberghiere delle province di Belluno e Treviso per svolgere lo stage formativo. Alla fine di questo lungo percorso, ciascuno di loro, sostenuta una prova finale, ha ottenuto un attestato di merito a pieni voti. Dopo la celebrazione della Giornata Mondiale dell'Immigrazione nella parrocchia di Sarniano nel mese di gennaio, domenica 5 giugno 2011 presso il centro Giovanni XXIII, piazza Peloni 11 a Belluno, viene proposta la Festa dei Popoli. Promotori dell'iniziativa sono la Caritas diocesana, il centro missionario, l'Ufficio per l'Ecumenismo ed il Dialogo Interreligioso, l'Associazione Bellunesi nel Mondo e l'Associazione Popoli Insieme, di recente costituzione, il Centro Diocesano Migrantes, i rappresentanti dei vari gruppi di immigrati provenienti da 5 continenti e presenti nella nostra provincia di Belluno. Questa iniziativa vuole far incontrare i migrati presenti nel nostro territorio per sottolineare la ricchezza delle diverse etnie che si ritrovano in uno spirito di fratellanza universale. 4 miliardi di euro, 200 milioni persi ogni anno dal 1989, solo con il valore economico dei brevetti, 301, depositati dai 20 principali scienziati italiani immigrati all'estero. Ecco le cifre più eclatanti del fenomeno della fuga dei cervelli che colpisce il nostro paese. Di questo si è discusso a fine marzo a Cernobbio in un convegno organizzato dall'Aspen Institute Italia, presenti ricercatori, scienziati, manager, imprenditori e professionisti italiani che lavorano in 31 paesi del mondo. Molti di questi sono ragazzi giovani che stanno facendo la fortuna di aziende, laboratori e start-up di mezzo mondo. Un'altra piaga è la scarsa circolazione dei cervelli. Ne importiamo appena il 3% contro il 17% dell'Inghilterra. Una fuga dettata dalla sfiducia verso un sistema chiuso, con poche prospettive di ascesa sociale. Alice Garzi ha deciso di partire per New York dopo la sua laurea. Una volta acquistato il biglietto si è messa alla ricerca di un alloggio e di un lavoro, riuscendo ad ottenere un posto in un ristorante pizzeria nella Lower di Manhattan. L'esigenza successiva è stata quella di migliorare il suo inglese, cosa che ha fatto seguendo un corso presso il New York Language Center. La sua è stata un'esperienza positiva, che le ha dato una grande energia e che le ha lasciato la speranza di tornare per un periodo più lungo con idee, intenzioni ed occasioni migliori. Chiara è una studentessa iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Feltre, che quest'anno partirà alla volta dell'Africa per portare a termine un progetto in collaborazione con l'associazione Voica: costruire una cucina per assicurare il cibo a tutti i pazienti ricoverati nell'ospedale di Arivara in Congo. Per realizzare tale progetto occorrono dei fondi che ha raccolto con una cena di beneficenza il 3 giugno all'Istituto Canossiano Vittorino da Feltre. Auguriamo quindi a Chiara un buon viaggio e davvero complimenti per la sua valida iniziativa. Si è formalmente costituita anche a Belluno città la famiglia ex emigranti che va ad aggiungersi alle oltre 18 già operanti su tutto il territorio provinciale.
I soci aderenti sono oltre 200 che ora potranno ritrovarsi insieme per una serie di attività che la nuova famiglia programmerà in collaborazione con la BM per il futuro, allargando la base sociale con nuove adesioni. Molte le proposte che sono emerse per rendere attiva e produttiva la nuova famiglia, che intende mettere a disposizione l'esperienza dei promotori, tutti ex emigranti, maturate con il lavoro in varie parti del mondo. Particolare attenzione è stata riservata anche ai problemi degli immigrati presenti sul territorio per un loro graduale e regolare inserimento nella nostra società, promuovendo atti ed iniziative concrete, in particolare con le nuove generazioni attraverso le scuole. E con questo servizio TG Bellunesi nel Mondo edizione di maggio volge al termine. Potete rivederci, oltre che su Telebelluno, anche sul nostro canale di YouTube www.youtube.it/bellunesinelmondo.it. Per qualsiasi informazione giovani@bellunesinelmondo.it oppure visitate il nostro sito internet www.bellunesinelmondo.it. Vi lasciamo con un piccolo speciale dedicato al convegno organizzato dai giovani dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e dei giovani della Trevisani nel Mondo con il seguente titolo: Il ruolo delle associazioni nel contesto delle mobilità giovanili. Il ruolo delle associazioni nel contesto delle mobilità giovanili. Questo è l'attuale impegnativo tema affrontato dal convegno organizzato dai gruppi giovani dei Bellunesi e dei Trevisani nel Mondo il 29 maggio nella Casa Soggiorno Alpino di Laggio di Cadore. Il convegno, brillantemente introdotto e guidato da Simone Botti, che ha presentato la triste realtà di una Italia che lascia partire per il mondo le sue migliori giovanili risorse per non poter offrire loro stimoli e occasioni per realizzarsi, ha dato voce a interessanti e coinvolgenti testimonianze di giovani veneti, tra cui i bellunesi Raffaele De Rosa, Valentina Pezzino e Mauro Lise, che all'estero, pur tra difficoltà, hanno saputo dare soddisfazione alle proprie attitudini e aspirazioni. Il convegno ha soprattutto sollecitato le storiche associazioni che si occupano di emigrazione a rinnovare obiettivi e metodologie per coinvolgere le nuove generazioni, pena il loro inevitabile declino. A tal fine propositivi sono stati i contributi di Valentina Savi per i Bellunesi nel Mondo e di Riccardo Maccari per i Trevigiani, illustrando le attività che i gruppi giovani stanno realizzando nelle rispettive associazioni. Il pensiero di queste ultime è stato portato da Don Canuto Toso e da Riccardo Masini per i Trevisani nel Mondo e da Gioacchino Bratti per i Bellunesi. Per le istituzioni hanno partecipato il consigliere regionale Laura Puppato ed il vice sindaco di Vigo di Cadore Gianluigi D'Andrea.